Benvenuti ad una nuova puntata del ciclo dedicato al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi ritroviamo ancora una volta la direttrice del Museo della Battaglia, l'architetto Maria Cristina Scalet. Allora, direttrice, oggi quale argomento affrontiamo? Oggi affrontiamo un argomento un po' particolare, un modo di fare la guerra non solo con le armi ma anche attraverso i mass media. In particolare ce ne parlerà la dottoressa Marta Covre, laureata in turismo e territorio presso l'Università di Milano, relativamente ai giornali di trincea. Vedremo che cosa sono. La guerra, dicevamo poco fa, non si combatte solo con i fucili, le baionette, i cannoni sul fronte, ma anche con altre più sottili, più sofisticate armi nel fronte interno o anche al di là delle linee. Marta Covre nasce forse proprio con la prima guerra mondiale o comunque viene impiegata in grande stile la propaganda. Sì, è vero. Effettivamente con la Prima Guerra Mondiale c'è una spinta molto forte nel settore proprio della propaganda, ma non da subito. Questo avviene con la rotta di Caporetto, come molte altre innovazioni appunto apportate con la Grande Guerra. Prima, diciamo nei primi 2 anni e mezzo del conflitto, la propaganda viene sostanzialmente ignorata dal Comando Supremo, non la si ritiene uno strumento importante. Si punta più che altro a comizi tenuti magari da politici interventisti o da personalità interventiste, ovviamente civili, che quindi non sapevano concretamente nulla di ciò di cui andavano a parlare e quindi non ottenevano alcun risultato nei soldati, anzi provocavano reazioni contrarie, proprio perché i soldati si sentivano quasi presi in giro da queste persone estranee che volevano insegnare a loro cosa fosse la guerra. Dopo la rotta di Caporetto invece si capisce che bisogna intervenire concretamente sul morale dei soldati, quindi è necessario utilizzare la propaganda e utilizzarla bene. I soldati non possono più essere lasciati alla mercé dei volantini nemici, della propaganda nemica che ovviamente spinge per una resa dei soldati. Il Comando Supremo quindi capisce che deve intervenire e quindi vengono create le sezioni P, dove P ovviamente stava per propaganda, ma senza dirlo in modo diretto, per non causare diffidenza nei soldati, diffidenza appunto come era prima. E appunto vengono scelti degli ufficiali P, che sono, li chiameremo oggi gli opinion leader, coloro che per il loro carattere, il loro carisma guidavano le opinioni dei loro commilitoni e che vengono appunto incaricati di diffondere idee patriottiche, idee di resistenza, ma si capisce anche che la propaganda più efficace è quella scritta, perché resta, si può rileggere, si può rivedere, si può diffondere in modo molto più ampio. E quindi nell'ultimo anno di guerra le trincee italiane sono letteralmente invase di volantini, opuscoli, cartoline e giornali di trincea. Esatto, nascono dei veri e propri giornali che vengono distribuiti ai soldati, appunto i giornali di trincea. Esatto, sì, sono giornali periodici, in genere settimanali, che vengono scritti da soldati per soldati, quindi questo in qualche modo invita anche la truppa a leggere, a fidarsi di questi giornali, perché sono scritti da persone che sapevano di cosa parlavano, che avevano esperienza diretta al fronte. E appunto nascono questi periodici, ogni armata ha il suo, ma non solo l'armata, anche il corpo d'armata, il battaglione, il reggimento, ogni piccola unità combattente ha la sua sezione P e la sua piccola redazione
chi più fai da te, chi più su scala industriale quasi, che pubblicano i giornali di trincea. Cosa c'era scritto in questi giornali? Allora, in questi giornali non c'era in realtà moltissima parte scritta. Quelli di maggior successo sono caratterizzati da grandi immagini, grandi disegni, qualche fotografia più rara, numerose strisce di vignette, ovviamente satiriche e contro il nemico. Gli articoli invece erano più rari e in ogni caso molto, molto semplici. Si incitava a resistere portando esempi di cosa stava avvenendo magari nel Belgio, nelle altre terre invase dove la Germania e l'Austria-Ungheria portavano distruzione, facevano vittime tra i civili, eccetera. Quindi si cercava proprio di stimolare una reazione istintiva, basica, molto semplice. Guarda cosa rischiano le tue famiglie, reagisci resistendo e continuando a combattere e vincendo. Perché naturalmente, dicevamo, molte immagini, poche parole scritte, anche perché la truppa in quegli anni in gran parte era ancora analfabeta, non sapeva leggere, quindi bisognava mandare un messaggio che fosse comprensibile a tutti. Esatto, le immagini ovviamente sono più efficaci, più intuitive di un testo scritto e quindi si puntava molto sulla qualità delle immagini. C'erano disegnatori arruolati appositamente anche o che venivano scelti per le loro qualità appunto grafiche, per le loro capacità grafiche. Quindi una vera e propria struttura, un'azione strutturata con tanto di uffici propaganda, con questi giornali, ma poi hanno avuto efficacia questi giornali, hanno raggiunto l'obiettivo che si prefiggevano? La risposta è un po' difficile perché il risultato è un po' contrastante. Ci sono quei soldati che dicono no, i giornali non hanno contato nulla, come ad esempio Emilio Lussu, è un esempio di soldato arruolato che dice che i giornali appunto non hanno contato nulla. Ma si può fare una riflessione sul fatto che Emilio Lussu era un intellettuale, aveva un background culturale diciamo molto più sostanzioso, molto più forte del soldato medio italiano. Invece, appunto per i soldati medi invece probabilmente c'è stata un'efficacia effettivamente in questo senso, perché essere tempestati da immagini satiriche, ovviamente caricature eccetera, del nemico che ne mettevano in risalto i difetti sia fisici che morali, si prendeva in giro l'aspetto soprattutto degli imperatori, dei capi di stato nemici per colpire poi tutti gli altri, e queste immagini appunto costruivano un'immagine, costruivano un senso del nemico, davano proprio un'immagine mentale e finalmente i soldati avevano qualcuno contro cui combattere, non era più il nemico della patria, era quello specifico soldato, quello specifico imperatore, con quelle caratteristiche, quella faccia, quella divisa, eccetera. Quindi questo aiuta molto a crearsi un'immagine mentale, quindi un obiettivo, quindi a stimolare la reazione verso l'indirizzo specifico, verso l'obiettivo specifico. Sicuramente importanti testimonianze che in alcuni casi sono giunte fino a noi nonostante anche la delicatezza del supporto cartaceo, e di queste testimonianze ne conserva alcune anche molto preziose anche il Museo della Battaglia. Mm-hmm. Sì, esatto, il Museo della Battaglia conserva alcune serie complete di giornali di trincea, che non è così scontato come si può pensare, perché appunto erano giornali fatti per i soldati, quindi arrivavano fino alla prima linea e molto spesso andavano distrutti, andavano persi, oppure venivano inviati a casa dai soldati che ci tenevano a far vedere alle famiglie appunto i nemici, cosa leggevano, eccetera. E il museo comunque ne ha alcune serie complete, ad esempio della Tradotta, che è il giornale della Terza Armata, ed è un po' il giornale simbolo dei giornali di trincea, perché è quello più elegante, quello più raffinato, più completo. Infatti vi lavoravano dei professionisti della stampa, ad esempio Antonio Rubino e Renato Simoni, che erano dipendenti del Corriere della Sera prima di essere arruolati, quindi conoscevano bene il loro lavoro. La Tradotta era anche molto illustrata, aveva delle grandi tavole in copertina e in controcopertina, aveva un impatto bellissimo a livello visivo e grafico. E il museo appunto ha la serie completa di 25 numeri e 3 supplementi e anche la ristampa del 1933, perché questo giornale è stato appunto ristampato da Mondadori nel 1933 e nel 1966, proprio per il grande successo che aveva avuto anche tra la popolazione civile del territorio, insomma.
Poi il museo conserva anche copia dell'Astico, la serie completa dell'Astico, 39 numeri, che l'Astico era il giornale della Prima Armata sul territorio della provincia di Vicenza ed era un giornale diciamo più semplice, graficamente molto più semplice, in bianco e nero innanzitutto, e più orientato ad essere utile ai soldati, a dare informazioni, suggerimenti, più che non a mostrare immagini, caricature, eccetera. C'erano anche quelle, ma erano secondarie. Un giornalismo di servizio, si Un direbbe giornalismo oggi. di servizio, sì, esatto, che tentava di coinvolgere il maggior numero di soldati possibili, diversificando i temi trattati, lo stile e appunto i destinatari. Ad esempio l'Astico ha proposto un concorso per la cottura del riso. I cucinieri dei battaglioni erano invitati a inviare la loro ricetta, che veniva pubblicata poi settimanalmente, e alla fine del concorso veniva premiata la migliore, con premi concreti, poi effettivamente delle scorde di riso, appunto, di cose per cucinare. Quindi era uno stimolo maggiore per i soldati, per una nicchia almeno di soldati in questo caso, a continuare a leggere l'Astico, insomma, a restare informati. Ed è davvero incredibile, insomma, che in quella situazione spesso drammatica di una vita di trincea poi ci fossero anche queste iniziative che magari servivano anche a non pensare alle drammi e alle atrocità quotidiane. Esatto, erano piccole strategie che servivano a distrarre appunto dalla pesantezza della vita in trincea, ma allo stesso tempo a fornire una qualche utilità. I cucinieri leggevano le ricette altrui, magari prendevano spunto, si miglioravano, era uno stimolo continuo a migliorare anche la propria condizione di vita, effettivamente, per quanto dura in trincea. Questi giornali oggi sono visibili al museo? Oggi la maggior parte sono conservati nei depositi, alcuni, una minima parte in realtà, sono esposti, però stiamo provvedendo a digitalizzarli in modo da renderli fruibili. Ovviamente anche adesso sono a disposizione per chi volesse farne richiesta per essere consultati. Sono veramente mantenuti bene, di ottima qualità, nonostante il tempo passato, nonostante appunto l'oggetto in sé molto fragile, molto delicato. Sicuramente un aspetto, anche questo, forse poco noto, della guerra, della vita in trincea, ma davvero interessante, come ci ha raccontato Marta Covre. I giornali di trincea, la vera arma della propaganda. Grazie. Grazie. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.